Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del lunedì, del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto. Vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook. Avete già visto il titolo, nella prima parte ovviamente parleremo del decreto che ieri ha fatto il Presidente del Consiglio, però parleremo soprattutto del dramma che c'è nel turismo e soprattutto chiederemo a tutti voi se andrete in ferie e soprattutto dove e se ci sarà la possibilità, perché ad oggi ancora questo dilemma non si è ancora ben chiarito, perché ieri nel decreto il Presidente del Consiglio ha parlato di tutto tranne che del turismo, tranne dove andare in spiaggia, se si può andare in montagna, quindi ne parleremo, se si può uscire con le barche, insomma ne parleremo questa sera. Siamo andati ovviamente nei lidi per verificare come saranno le disposizioni di vari lettini, di vari sdrai, insomma seguiteci, telefonate, perché sarà sicuramente un tema molto importante per chi vorrà trascorrere le vacanze in questa annata drammatica per l'Italia. Ne parleremo con Marino Masiero. Buonasera, Presidente Assonautica Venezia. Buonasera. Buonasera. Grazie di essere con noi. Saluto Federico Canner, Assessore al Turismo della Regione Veneto. Grazie. Buonasera. E grazie anche a Emanuele Boaretto, Presidente Federberghi delle Terme, ovviamente dei Colli Ugani. Grazie a tutti e tre di essere qui, davvero, visto il tempo, visto quello che c'è, dunque vi ringrazio davvero di cuore. E andiamo da Elisabetta Corazza in redazione perché lei ci dirà tutto quello che troverà nel web in linea diretta questa sera. Buonasera Giorgio, buonasera agli ospiti in studio e a chi ci segue da casa, a cui ricordo che possono partecipare attivamente alla trasmissione, basta che ci telefonino allo 049 80 777 53 oppure possono scriverci sms al numero 345 3341 171. Bene, Ti dico che Vai, ti dico subito che da Milano si è appena conclusa la conferenza stampa del Premier Conte, in cui ha rilasciato certi chiarimenti, certe specifiche in rapporto a quanto detto ieri. Per prima cosa ha cercato insomma, di chiarire meglio cosa si intende per congiunti, una questione insomma, di cui oggi molti parlavano. E ha sostenuto che questo termine sarà precisato nelle FAQ, però che non significa che si può andare a casa di amici, fare feste, si può andare a trovare persone con cui si hanno rapporti di parentela o stabili relazioni affettive. Poi ha parlato anche della collaborazione con la CEI, si sta quindi cercando di risolvere la questione delle messe, si lavorerà a un protocollo appunto per definire sistemi di massima sicurezza per garantire ai fedeli la possibilità di partecipare alle celebrazioni liturgiche. Bene, allora Elisabetta, ovviamente ne parleremo questa sera perché ovviamente ieri sera dopo il decreto che Conte ha detto a canali unificati nelle televisioni ovviamente è nato un marasma generale, davvero molti, quasi tantissimi arrabbiati, le varie categorie, dai parrucchieri ai ristoratori a chi deve andare in vacanza, insomma dopo ne parleremo perché davvero è stata una giornata davvero tra le più difficili, ovviamente presumo per il Presidente del Consiglio ma anche per tutti gli italiani, e cercheremo questa sera di capirne di più in tutto quello che è stato detto ieri sera dal Presidente del Consiglio, ma soprattutto quello che ha detto anche oggi il nostro governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, perché ovviamente ha dato delle esplicazioni oggi in giornata che ha fatto almeno la felicità dei veneti. Allora andiamo con ordine, andiamo da Denis, dalla seconda redazione. Denis, buonasera. Buonasera anche da parte mia. Io Giorgio comincerei come di consueto subito con i dati di giornata a partire da quelli nazionali, perché sono 199.414 casi totali, quindi ci avviciniamo quasi ai 200.000 contagi dallo scoppio dell'epidemia diventata poi pandemia nel nostro territorio. I malati scendono fortunatamente, sono 105.813, 290 in meno rispetto a ieri sera. I guariti 66.624, quindi cresce fortunatamente il numero dei
guariti. I deceduti sono 333 in più nelle ultime 24 ore, che fanno salire il dato totale a 26.977. Andiamo anche a vedere, Giorgio, la grafica relativa ai dati nel Veneto, nel nostro territorio, perché qui i casi totali sono 17.579, i malati attualmente 8.860, i ricoverati sono 1.099, ormai sono stabili, insomma vedete più 2, così come continuano fortunatamente nella lenta decrescita i ricoveri in terapia intensiva, insomma siamo a 123 con un calo quindi importante insomma negli ultimi giorni. I dimessi 2.466, i deceduti totali invece sono 29 in più e quindi il dato sale a 1.344. Bene, ovviamente purtroppo sempre numeri che ancora sono molto significativi, che questo virus non sta andando, non se ne sta andando. Abbiamo i primi collegamenti, perché nella prima parte ovviamente parleremo del decreto fatto ieri sera dal Presidente del Consiglio. Abbiamo collegato Antonio De Poli, senatore questore, e abbiamo collegato in contemporanea anche Patrizio Bertini, che è Presidente della Confcommercio del Veneto. Allora, li ringrazio tutti e due, davvero grazie al senatore, grazie anche a Bertini per questo collegamento. Allora, prima di andare a fare la chiacchierata con voi, perché con voi vorrei capire, soprattutto anche con il senatore, molti punti di quello che è stato detto ieri sera e di quello che ha detto oggi il governatore per il nuovo decreto. Allora, andiamo con ordine, andiamo a sentire cosa ha detto Zaia oggi per quanto riguarda quelle dichiarazioni di Conte nella serata di ieri. Vediamo. La delusione e la disapprovazione sui contenuti del testo del nuovo DPCM del governo sono facilmente intuibili. Si leggono chiaramente fin dai primi istanti del suo ingresso in sala stampa in sede regionale Protezione Civile a Marghera. Il presidente del Veneto Luca Zaia incarna il malcontento del suo popolo, forse anche di buona parte degli italiani che si aspettavano una ripartenza più coraggiosa al posto di questa prudente fase 2. Noi non possiamo diventare un grande laboratorio e non possiamo diventare delle cavie per aver pubblicato gli studi su Nature o su altre riviste internazionali. Noi dobbiamo anche vivere. È come se dicessimo che chiudiamo tutte le strade perché ci sono troppi incidenti. Non sono le strade pericolose, è l'uomo che le rende pericolose, no? Penso che lo scienziato dirà la sua, dirà che bisogna chiudere tutto, dirà che bisogna girare con gli scafandri, dirà che ci saranno un sacco di belli discorsi, ma alla fine poi spetta a noi trovare una condizione di equilibrio non politica, non esiste la soluzione politica, esiste la sostenibilità. Cioè, sentite, come facciamo a dire che in un pullman di 35 metri quadri ci possono entrare massimo 15 persone e in un negozio di 40 metri quadri ce ne può entrare una? Me lo volete spiegare? Che base scientifica ha? Parla di confusione, di governo con il freno a mano tirato. Il Veneto chiede di tornare al lavoro. Si dice fortemente preoccupato non solo degli effetti economici disastrosi, ma anche di quelli psicologici causati dalla quarantena che si prolunga da ormai oltre 60 giorni. Penso di non aver fatto un atto di criminalità per aver concesso ai cittadini di andare a comprarsi la pizza da sport. È diventato un problema nazionale, però puoi andare in farmacia, in edicola, in parafarmacia, in libreria, in cartoleria e a comprare i vestiti per i bimbi, puoi andare al supermercato, ma non puoi fermarti alla pizzeria per comprarti una pizza nel cartone tornando a casa. Veramente l'appello che faccio io è che si rivedano queste misure. Ma guardate, non lo faccio per dire che bisogna stare dalla parte di chi fa casino. No, io penso che la violenza non serva a nulla, però penso anche che se questo è il sistema migliore per alimentare il conflitto sociale. Io vedo persone disperate.